Buongiorno in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Bassano del Grappa per gli sviluppi dell'inchiesta sul professore accoltellato da un trentenne trevigiano che ha reagito violentemente al rifiuto del docente di dargli una sigaretta. L'aggressore, responsabile di questa aggressione, è nel carcere di Vicenza. Andiamo per tutti i particolari in diretta da Monica Smiderle e dal nostro operatore Andrea Benetti. A te Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. E dunque rinchiuso nel carcere San Pio X di Vicenza l'uomo considerato il responsabile dell'accoltellamento avvenuto lunedì mattina a Bassano del Grappa in viale 11 febbraio ai danni di un professore del liceo Brocchi. L'uomo è stato arrestato proprio nell'area della stazione ferroviaria, l'area dove ci troviamo in questo momento, esattamente 24 ore fa, in stato di fermo prima presso la caserma dei Carabinieri e poi portato appunto nel carcere di Vicenza. Si tratta di un 33enne di origini trevigiane, un italiano già noto alle forze dell'ordine, di fatto senza fissa dimora. A tradirlo le inconfondibili scarpe rosse che sono state riportate dai testimoni dell'aggressione e che indossava anche qui in stazione al momento dell'arresto. Ma vediamo insieme il servizio realizzato dal collega Mirko Cavallin. Per una sigaretta rifiutata ha accoltellato una persona. Grazie ad una sigaretta che gli è stata offerta è stato fermato. È un trentenne italiano, il presunto responsabile dell'aggressione avvenuta nelle prime ore di lunedì 25 ai danni di un professore del liceo Brocchi di Bassano. Il giovane è stato fermato alla stazione ferroviaria dai carabinieri che da 24 ore indagavano sulla vicenda con la collaborazione della polizia locale. Gli uomini dell'Arma già nell'immediatezza del fatto avevano controllato la zona residenziale di viale 11 febbraio nei pressi delle poste centrali. Sono state le immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale passate al setaccio per diverse ore a stringere il cerchio attorno ad una persona che corrispondeva alla descrizione resa da alcuni testimoni del fatto e della fuga del trentenne. Incrociando le informazioni e i passaggi delle ore precedenti e successive all'aggressione nella zona circostante fino alle vie del centro, è stato possibile tracciare un identikit del ricercato. In particolare sarebbe stato l'occhio elettronico di via Marinali a riprenderlo con maggiore dettaglio. Con questa immagine alla mano i carabinieri hanno iniziato a raccogliere altre testimonianze, sia per la fisionomia del soggetto, sia per il dettaglio delle calzature di colore rosso che indossava. Proprio questo particolare ha attirato l'attenzione di un tassista, uno dei 12 in servizio alla stazione di Bassano. Offrendogli una sigaretta ha avuto così modo di intrattenerlo mentre sopraggiungevano in breve tempo le pattuglie dei carabinieri che lo hanno identificato e portato in stato di fermo in caserma per i primi accertamenti e l'interrogatorio a cura del magistrato di turno. Resta da capire il movente del fatto e quale accusa sarà formulata nei confronti del giovane, che non risulta avere altri precedenti a carico, ma una situazione personale difficile. A poca distanza dal luogo dell'aggressione hanno sede i servizi sociosanitari dell'ULSS 7, raggiungibili in pochi minuti proprio dalla stazione dove è stato fermato. Questo dunque è il servizio. L'accusa per l'uomo è di tentato omicidio. Come avete sentito, fondamentali le scarpe rosse che sono state notate da un tassista. Noi stiamo aspettando appunto il tassista che dovrebbe arrivare qui nell'area della stazione ferroviaria tra pochi minuti, e dunque direttore chiederemo la linea per farci raccontare come l'ha notato e che cosa è successo. Vi do anche qualche aggiornamento sulle condizioni del professore, che è ancora ricoverato al San Bortolo di Vicenza, ma dal bunker della terapia intensiva è stato spostato nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni sono in miglioramento e dunque l'uomo è fuori pericolo. Per il momento è tutto, come vi dicevo tornerò a chiedervi la linea quando arriverà il tassista. Grazie molte, grazie a Monica Smiderle e ad Andrea
Benetti, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, perché è una serie interminabile di aggressioni, anche di persone picchiate casualmente. Ha fatto molto rumore anche il pestaggio del direttore generale dell'U7 di Bassano del Grappa, che è stato picchiato da un uomo davanti ad un negozio nel centro di Treviso. Torneremo poi da Monica Smiderle per sentire anche la testimonianza del tassista, la figlia del professore che per fortuna dopo un'operazione non è in condizioni, è fuori pericolo. Ha detto: mio padre è stato colpito a tradimento e temeva che quell'uomo potesse fare del male anche ad altre persone. E ovviamente sono in corso controlli un po' in tutto il Veneto per prevenire questi reati contro il patrimonio, contro le persone. C'è stata una notte di controlli lungo la Marosticana per contrastare l'uso di sostanze vietate alla guida. La Polizia Stradale ha fermato 28 vetture contestando 9 infrazioni e denunciando un conducente quarantenne ubriaco. Sono state 37 le persone identificate nella notte dalla Polizia Stradale lungo strada Marosticana, l'importante arteria stradale provinciale che collega a nord il capoluogo verso il Bassanese, una strada diventata tristemente nota ultimamente per il ripetersi di incidenti stradali gravi, alcuni mortali. Per questo i poliziotti, coadiuvati dal personale sanitario della Questura, hanno effettuato un servizio di controlli preventivi per il contrasto all'uso di alcolici e stupefacenti alla guida. 28 le persone sottoposte ad alcol test, contestate complessivamente 9 infrazioni al codice della strada, 3 delle quali per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Decurtati complessivamente 47 punti della patente. Ad avere la peggio un conducente quarantenne ubriaco con la patente revocata da oltre 10 anni, che è stato denunciato. Servizio di Daniele Garbin. Vediamo i carabinieri che stanno tentando di fare luce su un episodio che si è verificato a Candelù di Maserada, quando verso le 8 della sera una Opel scura si è avvicinata ad una giovane che stava camminando. Il conducente, un uomo sulla cinquantina, avrebbe chiesto alla ragazza se volesse un passaggio e poi avrebbe insistito un'altra volta seguendola per un tratto di strada vicino alla sua abitazione. Non c'è stato alcun contatto fisico. I toni e i contorni dell'approccio hanno provocato nella giovane donna uno stato di ansia e di paura. Lei stessa ha fatto una segnalazione ai carabinieri che ora, dopo aver ascoltato dei testimoni che hanno confermato la presenza di un'auto, stanno visionando il sistema di videosorveglianza. E i ladri continuano a colpire indisturbati perché non ci sono controlli sufficienti sul nostro territorio. Le forze dell'ordine fanno il possibile, ma mancano uomini e mancano mezzi, e non c'è giorno che nella Marca trevigiana non si verificano questi furti o tentativi di intrusioni nelle case e nelle aziende, e proprio da un imprenditore che, dopo aver installato un adeguato sistema d'allarme, ha messo in fuga i ladri, arriva dai nostri microfoni un'iniziativa popolare e soprattutto immediata sulla sicurezza, un bonus antiladri. Se c'è un contributo, un bonus, un aiuto, perché il sistema allarme ha un costo e non tutti riescono a sostenerlo. Un bonus antifurto per tutti. La proposta arriva da Valerio Nadal, imprenditore agricolo, volto del Prosecco Doc e non solo, e presidente del Condifesa, e per questo abituato più a pensare alla prevenzione che alla cura. Un provvedimento però con a capo il comune, perché più snello e immediato rispetto ai bonus ministeriali. Dicevo proprio al nostro sindaco, che è anche un amico a Santa Lucia di Piave, cerchiamo di creare non un bonus ministeriale, ma cerchiamo di creare un bonus locale, in modo tale di convincere, di incentivare le aziende, ma soprattutto anche i privati, di trovare delle soluzioni che siano immediate, concrete e precise. La convinzione è arrivata dopo aver sventato l'ennesimo tentativo di furto grazie al sistema d'allarme
d'allarme appena installato. L'altra sera sono entrati, le telecamere li hanno ripresi e a quel punto il sistema di allarme si è acceso, si è attivato, si è illuminato a giorno tutta l'azienda. A quel punto loro hanno visto che in quel momento erano visti chiaramente e hanno cercato la via di fuga immediata, hanno aperto il cancello e sono fuggiti. Un successo che però a Nadal è costato poco meno di 20.000 euro, un investimento non certo alla portata di tutti. Ecco dunque la proposta di un incentivo comunale, quindi diretto e soprattutto popolare. Per cercare di fare in modo di tutelare quella sicurezza e quella libertà che per noi è sacrosanta a casa nostra, ma stiamo scherzando, a casa nostra non siamo più liberi, questo è il problema grosso. Oggi la sera noi non possiamo neanche più muoverci da casa perché la moglie oppure l'anziano che vive in casa insieme, uno non può più andare via qualche giorno in ferie perché l'anziano da solo non vive più, è terrorizzato a casa sua. La proprietà che è sacra deve essere tutelata. Chi meglio del sindaco o dei sindaci che si trovano tra di loro che devono tutelare non solo il territorio ma i propri cittadini. Per questo Nadal porterà questa proposta al sindaco di Treviso e presidente ANCI Mario Conte per fare massa critica sia nei confronti della regione che del governo. Del resto, tra tanti bonus, caldaie e condizionatori ma anche psicologo, sicuramente c'è spazio per la sicurezza di tutti. Il futuro dobbiamo costruirlo insieme, privati, amministrazioni, province e regioni, per cercare di essere sicuri. Purtroppo oggi a casa nostra non siamo più liberi, abbiamo paura di vivere a casa nostra. Torniamo in diretta a Bassano del Grappa da Monica Smidele perché in compagnia del tassista che attraverso la sua testimonianza ha consentito alla polizia di arrivare all'arresto del responsabile dell'accoltellamento del professore. A te Monica. Sì, rieccoci in diretta, direttore, con Fabio Gortan, il tassista che ha contribuito in maniera significativa all'arresto dell'aggressore del professore. Allora, ci racconta come ha notato l'uomo, fondamentali queste scarpe rosse, insomma, non ha avuto paura, ci racconti un po' tutto. No, non ho avuto paura. Allora un carabiniere mi ha fatto vedere la foto al bar e mi ha detto ci sono le scarpe rosse, vestito in giallo nero, di cui uscendo dal bar dopo qualche ora l'ho visto attraversare la strada dalla ridicola e sono intervenuto e mi ha domandato una sigaretta, io gli ho dato la sigaretta, poi ho pensato di perdere un po' di tempo perché così arrivassero le forze dell'ordine. Che avevate già avvisato nel frattempo? Sì, ho detto a quelli del bar chiamate le forze dell'ordine e attendevo un attimo di perdere tempo, dopo l'ho visto tranquillo che è andato a sedersi sulla banchina della stazione qua e lo tenevo d'occhio e sono arrivate le forze dell'ordine e l'hanno portato via. Senta, come si comportava l'uomo, come l'ha visto? Era tranquillissimo, non sapeva neanche dove era, se era nel mondo o cosa, perché molto frastornato, molto tranquillo, è stato anche facile tenerlo fermo a bada perché non ha fatto nessun. Dopo anch'io, magari se faceva un atteggiamento diverso, magari si comportava diversamente, ma l'ho messo a suo agio con la sigaretta e con l'accendino di cui si è tranquillizzato forse. E allora è andato tutto a buon fine. Quindi lui si è messo a fumare la sigaretta seduto su una panchina. Dopo gli ho acceso la sigaretta facendo perdere tempo andando in macchina a prendere l'accendino, dopo è andato sulla banchina, si è seduto e si è fumato la sigaretta. Quando sono arrivati i carabinieri? Era tranquillo, l'ho visto seduto, l'hanno un po' guardato, vedere se forse aveva il coltello, roba del genere, poi l'hanno portato via. Lei l'aveva già notato qui in stazione? No, nella prima non ho mai visto questa persona qua. In cui è stato fondamentale che il carabiniere mi abbia fatto vedere la fotografia, che avevo chiesto ieri di farmi vedere la fotografia. È stata quella la cosa più importante che dovrebbe succedere più spesso, che la popolazione contribuisca a queste cose. Quindi lei ha visto l'identikit, le era stata segnalata proprio l'uomo? La foto dell'uomo con queste scarpe rosse. E dalle scarpe rosse ho detto è lui. E allora... Non ha avuto paura, lei mi ha detto in apertura di collegamento non ho avuto paura, insomma, considerando quello che ha fatto 24 ore prima. No, non ho avuto paura perché ho visto che la persona era tranquilla, di cui sono stato tranquillo anch'io, l'ho messo a suo agio, quello è importante. Se per caso io mi comportavo diversamente lui magari poteva scappare, l'ho tranquillizzato un po' psicologicamente, di cui è stato tranquillo pensando di farla franca.
Da Bassano del Grappa è tutto, ricordiamo Monica, che il 30... volevo direttore. Tanto fare i complimenti a questo signore, a questo tassista. Il direttore le fa i complimenti. Perché non è da tutti rispetto a qualcuno che ha, come facevi notare anche tu, rispetto a qualcuno che ha appena coltellato un uomo, andare fisicamente di fronte all'aggressore, offrirgli, trovare anche lo stratagemma, offrirgli una sigaretta che lui ovviamente ha accettato ed essere così tranquillo, senza perdere la calma e dando poi le informazioni importanti alle forze dell'ordine. È quello che dovremmo fare tutti. 1 su 1000 poi fa questi gesti, purtroppo, quando si dice la collaborazione dei cittadini. Quindi ancora complimenti è l'eroe del giorno, ancora complimenti, le fai complimenti per il senso civico, per il coraggio, per aver contribuito appunto all'arresto senza timore, insomma, complimenti. Grazie Monica, grazie. Se ci sono altre novità richiedeteci la linea. Monica Smidele con Andrea Benetti, il nostro operatore da Bassano del Grappa. Torniamo al flagello dei furti nelle abitazioni. Ci sono stati furti tra Mareno e Santa Lucia di Piave che hanno convinto un residente a realizzare un singolare cartello dedicato proprio a coloro che vanno a fare razzie nelle abitazioni. Sentiamo. Caro signor ladro, prenditi il tuo e aiutaci risparmiando un passaggio. E sotto tanti fogli di via ed aspo da staccare. Amara ironia quella di Ugo Pizzinato, artigiano del restauro edilizio che ha sfogato così lo sconforto dopo la notizia dell'ennesimo tentativo di furto in zona. Dall'agitazione di notte non sono riuscito a dormire fra una roba e l'altra e mi è venuto in mente questo pensiero di fare sto cartello, visto che ultimamente si parla spesso di daspo, di fogli di via dati ai delinquenti, robe varie che poi loro non utilizzano. E allora ho pensato, visto che fanno collezione, io preparo già, così si prendono il loro quando arrivano qui e risparmiamo un passaggio. Siamo tra Mareno e Santa Lucia di Piave, tra l'autostrada e le Grave, in una zona vocata da sempre all'agricoltura e oggi al prosecco. Qui i malviventi hanno gioco facile perché non c'è recinzione che tenga e chi ci vive si sente assediato. Il mezzo preferito qua sono degli scooter, perché così si possono muovere in mezzo ai filari dove vogliono, come vogliono. Amara ironia di questo cartello per la situazione complessiva, ma anche come incentivo a fare qualcosa per cambiarla. Qualcosa di diverso bisogna trovarlo e secondo me una buona mano la dà il discorso del controllo del vicinato, però operativo. Che la comunicazione tra famiglie funzioni lo dimostra il risultato delle ultime visite indesiderate. Difatti anche l'altra sera si è stati avvisati immediatamente da questo gruppo che c'erano dei movimenti strani e noi, essendo allertati, eravamo già pronti, sapevamo già che poi non colpiscono più sul stesso posto ma magari 3-4 km più in là e difatti noi eravamo, il mio vicino è stato visitato. Conseguenze con i ladri in fuga grazie ad un sistema d'allarme che anche Ugo Pizzinato ha copiato per casa sua. Ognuno delle famiglie ha i telecomandi per accendere tutte le luci esterne, però abbiamo anche un sensore. L'abbinamento del controllo di vicinato con un adeguato sistema d'allarme sembra proprio che funzioni, almeno per la gente del Piave. E se arrivasse qualche bonus per montarsi il sistema d'allarme? Tutto aiuta. È un deterrente che funzioni, a meno che dia una mano, che dia un po' di tranquillità a queste persone, perché se lavori di giorno e di notte non dormi è un po' dura. Grazie a Lucio Zanato. Adesso andiamo in diretta a Vicenza da Daniele Garbin ai cantieri della TAV dell'alta velocità. Sono in corso demolizioni di edifici che vengono occupati abusivamente. C'è stato un blitz contro gli abusivi. Andiamo da Daniele Garbin e Simone Squarcina. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo in Viale San Lazzaro, al numero 13, questa palazzina. Con me Angelo Tonello, consigliere delegato comunale alla TAV. Buongiorno. Buongiorno direttore. Sì, oggi siamo qui davanti alla palazzina che sarà oggetto di abbattimento da parte della TAV. È la palazzina che è stata oggetto di occupazioni abusive negli ultimi giorni e che Iricav ha provveduto prontamente a chiudere, a sigillare in maniera da evitare nuove occupazioni abusive.
Ecco, vediamo proprio che rispetto ad altre situazioni, perché comunque si è intensificata in questo periodo, proprio d'estate, era stato annunciato luglio, soprattutto agosto, i lavori proprio di svuotamento di questi condomini, però nel momento stesso in cui sono stati sfrattati c'è stata una serie di tentativi di occupazione e anche di problemi di ordine pubblico. Vedete questi grossi blocchi di cemento che il collega stava facendovi vedere, proprio perché si sono resi necessari, oltre alla rete che facilmente veniva divelta. Ecco, questo è anche un modo per far capire che insomma, non c'è margine, e anche un segnale a chi vuol fare. Questo è positivo. Sì, allora l'IRICAV nel momento in cui si è completamente svuotato il condominio, e quindi ancora qualche settimana fa, aveva provveduto già a fare la sigillatura degli interni e degli accessi esterni, e aveva già provveduto anche a fare un servizio di vigilanza privata. È stata vigilanza privata in primis ad accorgersi appunto delle occupazioni abusive, cosa che ha permesso ad IRICAV di prepararsi e di intervenire prontamente già da lunedì per richiudere tutto, ripristinare le sigillature e per maggiorarle, come in questo caso in cui sono stati messi questi blocchi di cemento. La vigilanza privata oltretutto è stata anche intensificata in tutti i condomini che sono oggetto appunto di abbattimento, in maniera da garantire un servizio di verifica della situazione e un pronto intervento per ripristinare le sigillature. Ecco, allora per tagliare al Tessaltoro, ovviamente rispetto a questa situazione non resta proprio l'effettivo abbattimento. Sappiamo che era già previsto insomma una fase di svuotamento, poi partirà proprio la demolizione vera e propria e porrà fine a questa serie di situazioni. Quando così presumibilmente sarà previsto l'effettivo abbattimento? Ma gli abbattimenti sono previsti nel mese di settembre-ottobre. Adesso chiaramente stanno procedendo col primo degli abbattimenti previsti appunto dal progetto dell'alta velocità, che è il condominio a fianco a questo, alle nostre spalle, e quello sarà il primo che sarà appunto abbattuto e sarà abbattuto nelle prossime settimane, e poi di lì si farà tutta una pianificazione che coinvolgerà anche questo condominio. Tanto allora grazie, intanto buon lavoro, noi seguiremo il caso. Grazie mille a voi. Ecco, per il momento da Vicenza è tutto, direttore, restituisco la linea. Grazie molte, grazie ai nostri colleghi di Vicenza. Adesso un altro collegamento in diretta, andiamo a Solesino nel Padovano, dove il sindaco ha ricevuto delle pesanti minacce e gli è stata danneggiata anche l'auto. Chiara Gagliani con Federico Cibotto. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori, ci troviamo a Solesino, ringrazio il sindaco Elvi Bentani che ha accettato di essere qui con noi. Ecco, che cosa è accaduto? L'auto è quella che adesso il collega Federico Cibotto vi fa vedere. Domenica mattina era pieno di gente perché a Solesino c'è il mercato e lei, sindaco, ha visto proprio dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della piazza una persona in scooter con il volto coperto dal casco che di fatto ha cercato la sua auto e poi ha tentato di aprirla. Confermo quanto detto, proprio si vede benissimo dalla telecamera di videosorveglianza che il soggetto malavitoso ha cercato in primis l'auto mia su retro del comune e poi è venuto direttamente in questo punto dove ci troviamo, si è fermato, ha preparato il scooterone proprio per partire, ha estratto dal baulotto un oggetto metallico, cosiddetto piede di porco, e ha agito direttamente proprio sull'auto, per cui ha agito dall'alto, l'ha aperta e prima ha cercato qualcosa davanti e poi ha aperto anche la porta sul retro e quella dietro e per vedere se c'era qualcosa di prezioso, oggetti. Lei esclude un tentativo di furto, sindaco? Lei ha pensato a una minaccia perché ha proprio cercato la sua macchina? Io mi auguro che sia in realtà proprio un tentativo di furto, però ne dubito visto l'azione proprio mirata e alla ricerca della mia auto proprio nel mio posto, nel mio stallo auto proprio del municipio, per cui veramente questo mi lascia i brividi addosso. È stato veramente un atto intimidatorio, un atto contro la mia persona, che è un fatto molto inquietante, perché come è successo a me potrebbe essere successo a qualcun altro, a qualche donna da sola in difesa, o anche penso al fatto che se mentre questo malavitoso agiva magari arrivava
una persona e magari gridava cosa stai facendo, non oso pensare cosa sarebbe successo. Lei ha presentato una denuncia, sindaco? Sì, dopo un paio di giorni visionate le telecamere ho atteso appunto questo, ho presentato alla caserma locale denuncia dei fatti accaduti. La denuncia sarà integrata perché il mio timore è quello che, non avendo asportato nulla dal veicolo, possono invece avere inserito qualcosa, magari qualche sostanza illecita o non so cos'altro, che possa mettermi dei guai, e proprio a modo per tutelarmi magari andrò a fare questa aggiunta alla mia denuncia presso la caserma locale. Ecco, lei ha timore, a pensiero insomma di una tensione tale da che qualcuno insomma arrivi a minacciarlo? È proprio la figura del sindaco quella che purtroppo è entrata nel mirino di tante persone che se la prendono col primo cittadino? Diciamo, purtroppo ci sono molti casi negli ultimi anni e noi li abbiamo subiti proprio dopo la mia prima elezione, anche con minacce di morte, dove all'interno della lettera c'erano anche dei proiettili, ma sono anche informato di altre situazioni che sono avvenute a sindaci, anche di recente, che hanno incendiato delle auto o fatto atti vandalici molto forti, e indubbiamente spesso noi siamo oggetto di queste contestazioni, e spesso fomentate da forze politiche di minoranza che si inventano delle motivazioni per aumentare la tensione nei confronti degli amministratori, che hanno solo la responsabilità di agire per il meglio della propria comunità, attirando indubbiamente anche dei consensi, ma io penso che chi svolge un'attività politica, anche seppur di minoranza, deve avere la responsabilità che certe frasi, certi volantini possono agire nella mente di qualche psicopatico. Non certo che sono giustificabili queste azioni, ma però uno che ha un'attività, un ruolo di minoranza, deve comunque avere questa responsabilità di far sì opposizione, ma farlo in modo serio e raccontando cose vere soprattutto, e non bugie. Ecco, sì, spesso insomma nei comuni, soprattutto nei comuni più piccoli, la tensione sale. Non è piccolissimo. Solesino quanti abitanti sono, sindaco? Circa 7.000 abitanti. Ecco, Vigonza ha invece un numero di abitanti maggiore, siamo sui 20.000. Il sindaco di Vigonza da qualche mese vive sotto protezione da parte dei carabinieri. Noi lo abbiamo intervistato, direttore. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, ringrazio il sindaco. Vi lascio l'intervista che abbiamo raccolto con il sindaco di Vigonza, Gian Maria Boscolo. Prima di mandare il servizio sul sindaco di Vigonza, volevo chiedere al primo cittadino se aveva un'idea su chi possa essere responsabile di queste minacce, per quale motivo sarebbe stato minacciato pesantemente il sindaco, poi con anche un atto vandalico per dargli un avvertimento che sembra un avvertimento quasi mafioso. Allora, il direttore Luigi Baciali mi chiede, sindaco, se ha un'idea di chi possa aver commesso questo atto vandalico. Tra l'altro vorrei anche aggiungere, direttore, che l'auto presenta un danno minore rispetto a quello che è stato, perché è già stato dal carrozziere, vero sindaco? Certo. No, onestamente non ho idea di chi possa aver compiuto questo atto vandalico nei miei confronti. Certo che è un'azione veramente di una gravità inaudita, perché fatto, ripeto, come ho già detto sui social e anche uscito sulla stampa, non fatto in orari serali dove l'auto era lasciata da sola in luoghi bui, ma in pieno giorno, di domenica mattina, giorno di mercato, con un transito enorme di persone anche a piedi, dimostra proprio le persone, chi ha agito, magari la malvagità, anche la strafottenza di farlo dinanzi anche a una videosorveglianza che può riprendere come un messaggio, come dire: non sei sicuro, se voglio ti vengo a prendere dove voglio, insomma, ecco, okay. Per cui non è sicuramente un qualcosa che ti fa star bene, però se era questo l'intento del delinquente, posso annunciare tranquillamente che non mi ha per nulla intimidito, ma io continuerò con la massima determinazione ad operare per il bene del mio paese e a realizzare cose importanti, proprio per lasciare un paese ai nostri figli migliore di quello che ho trovato.
Ecco, direttore, sentito il sindaco, ovviamente ci sono delle indagini in corso e aspettiamo che le analisi sulle immagini registrate dalle telecamere possano dare un volto a chi si è comportato in questo modo. Direttore, se non hai altre domande io lascerei a questo punto insomma, partire l'intervista al sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro e poi vi restituirei la linea da Solesino. Lei ormai da più di qualche mese vive con la scorta sindaci minacciati, sindaci che vengono proprio minacciati di morte, quindi hanno bisogno della protezione. È difficile il vostro lavoro? Ma sì, a volte è anche paradossale, perché i sindaci sono l'istituzione che c'è sul territorio e spesso viene vista come l'istituzione che deve risolvere tutto o che è colpevole di tutto. Questo lo viviamo quotidianamente. E poi ci sono queste digressioni, chiamiamole anche violente, dove ad esempio anche nel caso di specie la vicenda si era conclusa e riguardava una situazione che non ho gestito io perché si era già chiusa quando io sono stato eletto. La ricordiamo velocemente questa vicenda? Sì, la vicenda parte da un'area acquistata all'asta nel tribunale dove questa azienda si era insediata e dove a seguito della denuncia di alcuni vicini il comune aveva accertato l'abuso edilizio. Alla fine della vicenda il Consiglio di Stato ha ordinato al comune di acquisire l'area perché era già passata in proprietà comunale come prevede la legge sugli abusi edilizi e appunto la cessazione di questa attività. Da lì è partita questa escalation che oggi ha anche dei risvolti penali e che quindi è al vaglio non solo degli inquirenti che hanno indicato gli imputati, quelli che sono stati rinviati a giudizio anche grazie a delle intercettazioni telefoniche, ma proprio ormai del giudice. Oggi il processo è in corso e vediamo come si svilupperà e speriamo che queste persone che hanno incendiato la macchina del capo ufficio tecnico e addirittura una casa, la macchina e la casa di alcuni cittadini vengano puniti e venga accertata la responsabilità che il Tribunale sta verificando. Con la sua vita è un po' cambiata. Ma no, da questo punto di vista devo dire no, perché le prime settimane, i primi mesi sono stati ovviamente un po' particolari perché non si sapeva chi fossero i soggetti coinvolti, non si sapevano le dinamiche. Oggi, dopo tutta l'attività degli inquirenti, della Procura, che ringrazio, e dell'Arma dei Carabinieri che ci sono stati veramente vicini, ho potuto vivere una vita assolutamente normale e quindi poi la misura di sicurezza, come dico, ricordo sempre, non era una scorta vera e propria come siamo abituati a vedere H24 eccetera, era una misura di protezione che si dipanava in certi controlli straordinari, anche fissi, ma importanti, però svolti dai carabinieri con estrema professionalità. E così il sindaco di Vigonza, l'avvocato Gianmaria Boscaro, intervistato da Chiara Gagliani. Oggi in regia Italo Morao e Tommaso Migotta. Adesso andiamo in diretta a Spinea da Filippo Fois perché un uomo ha sfondato un muro e ha occupato un'abitazione, ha portato in questa abitazione anche le 2 figlie. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo proprio nel villaggio dei Fiori a Spinea. Intanto vi presento il nostro ospite che è il vice sindaco di Spinea, Emanuele Di Tadi. Siamo in una condizione un po' particolare perché ci troviamo proprio vicino alla porta che è stata sfondata, però ci sono le 2 bambine minorenni che stanno proprio giocando lì di fronte, per cui non vorremmo fare in questo momento delle riprese. Poi tenteremo anche comunque di parlare con la madre, perché alla fine l'appartamento è occupato da una 35enne, sicuramente per sfondare questa porta murata al piano terra è intervenuto qualcun altro. Io non so a che punto siano per esempio le trattative con questi occupanti, vice sindaco, o com'è la situazione al momento. La situazione è che ovviamente queste azioni assolutamente noi prendiamo completamente le distanze nel rispetto soprattutto dei residenti del villaggio dei Fiori, che sono persone oneste. Purtroppo questa situazione sta creando veramente dei grossi disagi anche e soprattutto nei confronti di, appunto, come ho detto, delle persone oneste che hanno le loro attività qui e persone che regolarmente pagano il loro affitto.
Certo. Tra l'altro questo è un grossissimo complesso dove ci sono 164 appartamenti di edilizia pubblica del Comune di Venezia, se non erro. Esattamente, questi sono edifici appunto del Comune di Venezia. La cosa importante da dire, più che altro anche per rassicurare ovviamente le persone oneste che ci vivono, è che come amministrazione dal nostro insediamento è passato circa un anno, ci siamo rapportati fin da subito con le istituzioni del Comune di Venezia, direttamente anche col sindaco Brugnaro, con l'assessore Venturini. Assieme abbiamo ragionato su quella che deve essere la soluzione, quindi immobili che non possiamo avere sfitti, anche perché consideriamo il fatto che soprattutto in riferimento al decreto sicurezza, anche da poco approvato dal governo. Il punto, tra l'altro scusi che nel frattempo siccome le bambine sono rientrate, Alberto Pivetta è riuscito a farvi vedere la porta, che adesso vediamo se riusciamo ad avvicinarci di più, però non vorremmo coinvolgere dei minorenni. Perché il nuovo decreto sicurezza, che era stato annunciato tra l'altro come risolutivo di casi come questo, non può essere applicato? Perché l'immobile è sfitto, quindi non essendo occupato, non è una abitazione principale, quindi non c'è un contratto d'affitto, non c'è nulla, non è applicabile. Questo è proprio uno dei limiti della normativa e quindi ci troviamo che bisogna seguire quello che è l'iter burocratico. Le forze dell'ordine sono intervenute fin da subito, ovviamente è un caso che deve essere attenzionato perché ci sono soprattutto 2 minori. Certo, quindi è un caso molto delicato. Io direi, vice sindaco, intanto la ringraziamo. Grazie a lei. E auguriamo naturalmente in bocca al lupo per tutte le attività del Comune. La lasciamo libero dei suoi impegni. Noi proviamo ad avvicinarci intanto all'appartamento. Direttore, vediamo se riusciamo ad avvicinare la mamma, chiaramente senza che si vedano le minori coinvolte. Allora, questa è la porta, vedete, e vedete anche i segni, adesso ve li farà vedere, di quello che è stato abbattuto. Proviamo a suonare il campanello perché abbiamo visto che comunque ci ha salutato anche quando... No. Aspetti un attimo che proviamo a bussare. Ah, ok. Senta, senza che la riprendiamo, riesce a fare qualche parola con noi? Ma non mi deve riprendere? Sì, non la riprendiamo. Riprendiamo solamente i piedi a questo punto. Eccoci, non abbia paura, non la riprendiamo. Ecco, sì, no, non tema che la riprendiamo. Senta, cosa l'ha spinta a occupare questo appartamento? Non trovare un appartamento che mi affittano, perché ho i bambini e quindi avendo i bambini è difficilissimo trovare un appartamento. Lei lavora? Sì, lavoro. Ma dice lo stipendio comunque non è sufficiente per i prezzi che ci sono in affitto adesso. E infatti mi danno case, una stanza 800 euro, 850 euro. Io ho cercato, più di un mese che cerco. Certo. E adesso come lo vede il suo futuro dentro questo appartamento? No, non vedo il futuro io dentro a questo appartamento, io cerco sempre qualcosina. Certo. Di più bello, di più sistemato per le mie figlie. Beh, naturalmente l'augurio è che lo possa trovare presto. Noi adesso per ora restituiamo la linea allo studio, direttore, poi naturalmente altri aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie molto. Filippo Fois, Alberto Pivetta da Spinea. Ricordiamo che è un reato occupare le abitazioni e anche chi è in difficoltà, in questo caso la signora lavora, si può trovare in qualche modo una soluzione, ma occupare le case altrui è un reato grave. Il decreto di sicurezza dovrebbe portare ad uno sfratto esecutivo immediato. Questo è già successo e non si capisce perché queste leggi funzionino così a fasi alterne, in alcune regioni in un modo, in altre regioni in un altro. Adesso andiamo nel cuore di Treviso da Lucio Zanato, perché la solita baby gang, una delle tante baby gang in circolazione, ha fatto dei grossi danni a un plateatico di un locale, di un'osteria. A te, Lucio.
Sì, buongiorno direttore, sono con Maria Rossetto che è la titolare dell'osteria Alloro, che noi conosciamo perché fa molta solidarietà, ogni anno ad esempio dedica una giornata e regala un pranzo ai senza tetto, senza fissa dimora, e la sera in Piazza Pio X organizza una raccolta fondi per iniziative benefiche e di solidarietà. Eppure questa solidarietà sembra non pagare, nel senso che qui da un po' di tempo stazionano questi giovani, questi minorenni. Che cosa fanno, Maria? Niente, si siedono qui sul plateatico quando l'osteria è chiusa e fanno di tutto, buttano per terra le sigarette, bottiglie, con l'accendino cercano di bruciare i tavoli, danno pugno alle aiole, tutto, cioè fanno un macello. Esco fuori, non gliene frega niente, mi metto a gridare come una pazza, ma loro proprio, e devo chiamare le forze dell'ordine e anzi le ringrazio perché nel giro di pochi minuti arrivano. Ecco, lei è assediata perché non è un caso, l'ultimo caso è ieri sera, ma... No, guardi, era una settimana che mi sembrava di essere felice che non venivano, probabilmente erano in ferie, adesso sono ritornati, io non ce la faccio più, punto. Perché poi appunto sono sfrontati e l'unica maniera per riuscire a mandarli via è chiamare le forze dell'ordine? Beh certo, perché io vengo fuori, mi metto a gridare, loro non gliene frega niente, buttano le sedie di qua, di là, fanno un macello. Io non ce la faccio più. E quindi qui che soluzione ci deve essere? Beh, in primis vorrei che passasse di più forze dell'ordine in questa stradina, primo, e vorrei delle telecamere fuori per vedere cosa combinano, e così io ho già delle foto che ho fatto a suo tempo come lasciano il mio plateatico. Io pago una signora o io per pulire e loro fanno il macello. Però lei dice anche questi hanno pure una famiglia. Ma in effetti io vorrei rivolgermi a queste famiglie che magari controllano dove vanno sti figli, perché anch'io sono stata mamma e anch'io avevo un figlio quindicenne o sedicenne, però io lo controllavo. Chiedo a queste famiglie che mi aiutino a sti ragazzi e dargli un po' di indirizzo buono e no così, di vandalismo. E se fanno i vandalismi poi secondo lei come si può redimerli? Le forze dell'ordine, poverine, hanno le mani legate, non possono fare niente. Loro, che sono minorenni, che lo sanno benissimo le leggi di più di io, loro lo sanno che non succede niente e continuano a fare. Però qui, ad esempio, in altre zone hanno istituito la zona rossa e per il periodo della zona rossa sembra non sia successo niente di particolare. Una zona rossa anche qui in Piazza Duomo e in Piazza Pio X e in via... Ma in queste stradine, non solo sulla mia, allora sulla mia perché ho il plateatico fanno, comunque anche sulla via dei Rossi che ho visto l'altra sera tirano pedate sui portoni perché li ho visti io, sono andata a vedere. Qui in questa zona è più nascosta e qui loro si riuniscono tutti quanti, in questa via, nell'altra via, è un macello. Io non so più cosa fare. Ecco, abbiamo raccolto quindi questo stato di disperazione di questa ristoratrice. Se non hai domande a te, direttore. Grazie Lucio, solo l'amarezza solidarietà ai commercianti per la situazione in cui si ritrovano in una città comunque tranquilla come Treviso, ma funestata da queste bande dei cosiddetti maranza. E la videosorveglianza è molto utile perché nel caso per esempio di ladri che avevano rubato una borsa costosa di Gucci nella centralissima boutique Lenoir, sempre a Treviso, siamo nel cuore di questa città all'angolo di Piazza Indipendenza, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, adesso li stanno cercando, sono stati identificati, sembra si tratti di professionisti specializzati in furti proprio nei negozi di lusso. Ore contate per i ladri che sabato pomeriggio hanno messo a segno il furto di una costosa borsa di Gucci da Lenoir nella centralissima Piazza Indipendenza. Come Arsenio Lupin e Margot, la coppia di Manolesta è entrata nella lussuosa boutique con affaccio su Palazzo dei 300 poco dopo l'orario di apertura pomeridiana. Con un piano evidentemente studiato a tavolino nei minimi dettagli, i due si sono divisi e si sono rivolti a due dipendenti. Tutti e due hanno chiesto cose diverse, logicamente.
diversamente, chiedendo cose diverse. Lei, che aveva la borsa a tracolla sulla spalla sinistra, si è avvicinata alle borse chiedendo delle calzature. Il ragazzo è sceso a prendere le calzature, mentre chiedeva, spostava con la mano destra la borsa che sarebbe rimasta in modo da non creare il buco, cosa che ho visto con molta attenzione, perché meno male che ci sono i video e quindi dai video si risale facilmente. Anche con la polizia si può collaborare molto bene, perché riescono a individuare, e hanno individuato, credo, non lo so per carità, i personaggi. 2 professionisti sicuramente. Distraendo con queste mosse i venditori, la donna ha infilato una borsa di Gucci del valore di circa 2.000 euro dentro la borsa più grande che aveva a tracolla. A creare il diversivo per farli allontanare è stato infine un terzo complice. Sempre scoperto, guardando il video, una terza persona era poi arrivata, sempre del gruppo, perché si capisce da come si presentano quando poi hanno il borsello così crossbody, insomma si capisce. Ha guardato, ha visto se l'altra, si sono un po' parlati con lo sguardo, si era conclusa la cosa, è stato dentro 1 minuto e poi è uscito 1 minuto dopo degli altri. I dipendenti si accorgono subito del furto. Uno è uscito di corsa dalla boutique per vedere se riusciva a rintracciare i ladri, ma questi si erano già dileguati. È stata quindi avvisata la polizia, che ora conduce le indagini. I 3, che dall'aspetto sembravano turisti sudamericani, potrebbero appartenere ad una banda specializzata in questo tipo di furti in negozi di lusso. Servizio di Marta Marangone. Nemmeno gli eventi, i festival musicali si sottraggono alle azioni dei malviventi, e è stato rubato tutto l'incasso dell'Ama Festival di Romano Dezzelino. Il compleanno dell'Ama Music Festival di Romano Dezzelino è stato rovinato da una rapina messa a segno in pochi istanti, che è costata agli organizzatori praticamente l'intero incasso della serata. Il raid è stato messo a segno domenica sera appena fuori dai cancelli di Villa Negri, sede del popolare festival musicale che quest'anno celebra i suoi primi 10 anni. Per l'occasione era andata in scena una serata a ingresso libero con il gruppo dei Planet Funk. Bar, locali e altri servizi però funzionavano, e quando è stato il momento di mettere al sicuro l'incasso, verso l'1:30 di notte, gli organizzatori si sono trovati davanti a una macchina di grossa cilindrata che li aspettava in strada. Dal mezzo sono scese alcune persone che con forte accento dell'est europeo si sono fatte consegnare il contante. Tutto è durato pochi istanti, alla fine i rapinatori se ne sono andati con il bottino senza lasciare alcuna traccia. La somma non è stata resa nota, si parla comunque di parecchie migliaia di euro, frutto appunto dell'incasso della serata di musica e di festa. I carabinieri sono stati subito contattati, ma le ricerche hanno dato finora esito negativo. Secondo alcune fonti, la rapina sarebbe stata messa a segno nei minimi dettagli da una banda specializzata che avrebbe già colpito nel nord-est nell'ultimo periodo. Il veicolo utilizzato confermerebbe questa ipotesi. I malviventi sapevano chi aspettare e quando entrare in azione, quindi è plausibile che gli organizzatori siano stati tenuti d'occhio all'interno del festival per tutta la sera. Resta il rammarico per l'incasso della domenica e per la festa rovinata. E poi ci sono anche le vendette. Prima ha rubato una mazzetta ed un flessibile, poi ha distrutto a martellate 2 furgoni dell'azienda ed è stato arrestato un ex dipendente. È accaduto in un'impresa di costruzione di San Vendemiano. Arrestato questo 36enne dagli agenti del commissariato di Conegliano. Mentre il titolare era in vacanza, si è introdotto nell'azienda spaccando una finestra, ha rubato diversi attrezzi e poi, non contento, ha preso a martellate 2 autocarri aziendali, devastandoli. È il 18 agosto in Viale Italia, San Vendemiano. Protagonista del raid un 36enne albanese ex dipendente che avrebbe agito anche per ritorsione, mosso da motivi personali ed attriti con il titolare. A dare l'allarme per i forti rumori provenienti dal capannone sono stati i vicini, che hanno chiamato il 113.
Dopo pochi istanti la pattuglia del commissariato di Conegliano, giunta sul posto, ha individuato l'uomo che stava cercando di scappare. Dopo un inseguimento il 36enne è stato bloccato ed arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento. All'esterno del capannone i poliziotti hanno rinvenuto un borsone con una mazzetta da muratore ed un flessibile asportati dall'azienda. L'albanese è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Restano i danni sui mezzi. Tra parabrezza, fanali e finestrini infranti, portiere divelte e ammaccature varie ammontano a circa 15.000 euro. Servizio di Marta Marangon. Spesso i protagonisti di questi gesti hanno dei disturbi mentali, sono sotto cura, sono a volte squilibrati, come pare sia l'uomo che a Bassano del Grappa ha accoltellato il docente del Brocchi. Ne abbiamo parlato ieri sera con i nostri ospiti a Focus. Sentiamo cosa ha detto la consigliera regionale del Partito Democratico, Anna Maria Bigon. Verissimo, è proprio così. Allora, prima di tutto io credo che non occorra solo puntare sulla repressione, ma dobbiamo appunto anche puntare sulla prevenzione e prendere in carico questi soggetti che di fatto sono riconosciuti come soggetti problematici, per cui un disagio degli episodi, degli esordi li avevano già avuti perché tale è stato classificato e quindi non era stato preso in carico come malato o quantomeno come paziente che possa avere magari una necessità di cure. Allora, da una parte noi abbiamo chiesto e depositato un progetto di legge che si chiama Psicologo di base, che al momento dei primi disagi prende in carico la persona, è come un medico di famiglia e dovremmo quantomeno investire in questo per cercare di cogliere i primi elementi e quindi rimettere in società i ragazzi, i giovani, ma anche le persone adulte al momento della guarigione, perché adesso se noi chiamiamo il CUP o il distretto per cercare di avere magari un appuntamento per un disagio, aspettiamo anche mesi, non solo. Il fatto è che magari il primo appuntamento si ha, ma dopo la conseguenza è molto difficile, quindi la presa in carico è molto problematica. Perché? Perché manca personale, lo sappiamo perfettamente. Psicologi ne abbiamo tanti, quantomeno in Veneto, questa è una fortuna. E applicare lo psicologo di base come un medico di famiglia io credo che sia una prima soluzione. L'hanno fatto in tante altre regioni, l'hanno fatto all'estero e questo ha dimostrato che quantomeno se prendiamo in carico subito una persona ai primi esordi, sicuramente nell'80-70% dei casi lo rimettiamo in società nel pieno delle proprie funzioni o quantomeno sappiamo che è preso in carico ed è controllato. Così Anna Maria Bigon ieri sera a Focus, e a proposito di psicologi e di psichiatri si sta analizzando anche dal punto di vista medico quanto è successo a Gemona, un uomo che è stato ucciso dalla madre e dalla moglie, una vera e propria mattanza. Il corpo di Alessandro Venier, così si chiamava, è ancora sotto sequestro. Potrebbe essere addirittura la rea confessa a decidere il rito delle esequie. Sentiamo Francesco Pezzella. Manca ancora il nulla osta del pubblico ministero Giorgio Milillo, ma iniziano a delinearsi i contorni delle modalità per l'ultimo saluto ad Alessandro Venier, il 35enne di Gemona, ucciso e fatto a pezzi. L'omicidio è stato confessato dalla mamma Lorena Venier, che ha raccontato ai magistrati di aver agito su impulso della nuora Meilin Castro e che insieme avrebbero messo in atto il piano, compreso l'occultamento del cadavere. Intanto non ci sono conferme sul fatto che il funerale non sia stato ancora fissato per mancanza di contatti tra Lorena Venier e il sindaco di Gemona Roberto Revelant. Interpellata la difesa, nella persona dell'avvocato Emanuele Sergo, che insieme a Giovanni Denardo tutela la donna, arriva infatti una smentita sulle voci circolate in tal senso. L'unica ragione per cui non sono stati fatti i funerali, riferisce Sergo, è per mancanza del nulla osta. Tuttavia, a dover decidere con quale rito celebrare le esequie potrebbe essere proprio la donna che ha ucciso il figlio. Secondo quanto si apprende, quando la salma verrà dissequestrata si potrebbe procedere con un rito civile, ma non è detto che sarà Lorena a disporlo. Sul fronte delle indagini, lunedì sono stati fatti ulteriori approfondimenti dopo i primi risultati dell'autopsia eseguita dal medico legale incaricato dalla procura Francesca Sinopoli, approfondimenti i cui esiti la difesa di Lorena Venier ha definito interessanti. Avrebbero riguardato i tagli con cui è stato sezionato il corpo in 3 parti. Sarebbe stata accertata la compatibilità con gli utensili di cui si è parlato finora: coltello, seghetto e macete.
Rimangono in sospeso i risultati degli esami tossicologici e va chiarita la diversità di vedute sulla causa della morte per arresto cardiaco. Lorena accusa Meilin di aver strangolato il compagno con 2 lacci di scarpe. Il medico legale avrebbe accertato lo strangolamento, ma i consulenti di parte non sarebbero d'accordo per mancanza di segni evidenti sul collo. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine, e c'è stata una rissa a Pieve dal Pago e un'aggressione in pizzeria a Sedico. Per questi 2 episodi il questore di Belluno ha disposto 2 provvedimenti di daspo urbano e sono stati sanzionati 6 giovani e un uomo di 51 anni. Una rissa al bar centrale di Pieve del Pago. 6 ragazzi tra i 19 e i 22 anni, alcuni con precedenti, si affrontano a colpi proibiti. È il 28 luglio, i clienti chiamano il 112, arrivano carabinieri e polizia che riportano la calma e identificano i protagonisti. Fra loro cittadini di nazionalità albanese, romena e macedone e altri di Belluno e provincia. Poi l'episodio di Sedico, già documentato nei nostri servizi del 6 agosto scorso. Alla pizzeria da Gigino, una cena tra colleghi degenera. Un 51enne colpisce l'amico con una bottiglia, lo minaccia con un coltello, gettando nel panico gli altri avventori. 2 volanti della questura evitano il peggio e mettono in sicurezza il locale. Ora, al termine delle indagini, per entrambi i casi il questore di Belluno ha firmato 2 provvedimenti di daspo urbano a carico di 6 persone che non potranno accedere e stazionare nei locali teatro delle violenze e in quelli vicini. La durata dei provvedimenti è variabile. Una misura preventiva che, spiegano dalla questura, serve a tutelare la sicurezza collettiva e a sconsigliare chi pensa di trasformare i luoghi di svago in scenari di violenza. Servizio di Tiziana Bolognani, e dal giornale di Vicenza sulla prima pagina la storia del militare americano della base Ederle che è andato a riprendersi il figlio sottratto dalla moglie in Romania, un blitz di questo militare americano con aereo e l'ausilio degli 007. Solo pochi mesi fa la madre aveva denunciato il figlio per molestie e siamo di nuovo a Padova. All'uomo era stato imposto di non avvicinarsi più alla casa materna, divieto che non ha rispettato ed è stato arrestato quindi dai carabinieri. Aveva ricevuto la notifica del divieto di avvicinamento alla madre solo 2 ore prima, quando un 48enne di Urbana, nella Bassa Padovana, è stato fermato dai carabinieri, allertati proprio dalla donna impaurita che l'ha visto piombare a casa. Quando sono arrivati nell'abitazione, i militari hanno trovato l'uomo e l'hanno arrestato. La madre, a luglio, aveva denunciato il figlio per maltrattamenti. Da inizio anno, infatti, da quando era mancato il marito, l'uomo si era fatto sempre più aggressivo. Prima violenza verbale, poi fisica e minacce di morte, che causavano nella vittima stati di agitazione e paura per la propria incolumità. L'uomo è stato quindi portato in camera di sicurezza nel comando di Este in attesa della convalida dell'arresto da parte del giudice, che è arrivata di lì a poco confermando la custodia in carcere del 48enne. Servizio di Francesco Rattai, la prima vittima in Veneto per il virus West Nile è un'anziana della provincia di Rovigo, Adriana Meneghelli, di 81 anni. La donna soffriva di patologie pregresse e nei giorni scorsi aveva accusato febbre alta e sintomi neurologici che il 22 agosto ne avevano reso necessario il ricovero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Lì le è stata riscontrata la forma neuroinvasiva degenerata in encefalite. La morte è avvenuta nel giro di 24 ore. Sul fronte virus chikungunya, soltanto ieri dalla regione aveva aggiornato il numero di casi autoctoni in Veneto, saliti a 10 e tutti nel Veronese. Gli incidenti stradali, ne abbiamo parlato ieri sera con la signora Romina Ceccato, madre di un ragazzo che era stato investito insieme ad altri 4 amici ed era morto in un canale sulla Iesolana. Oggi c'è stato un'auto sotto passo Staulanza in Val di Zoldo che è uscita di strada, traumi fortunatamente lievi per 2 dei 3 turisti milanesi a bordo della vettura.
Grave incidente nella serata di martedì lungo la strada provinciale 251 a pochi chilometri dal passo Staulanza in comune di Val di Zoldo. Un'auto con 3 persone a bordo è uscita di strada finendo nella scarpata. Il bilancio è di 3 feriti, uno dei quali trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano, ma nessuno miracolosamente versa in gravi condizioni. È successo intorno alle 19:30 lungo la discesa dal passo Staulanza. Alla prima curva a gomito in prossimità del bivio per Malga Fontana Fredda, il conducente ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada precipitando per una ventina di metri fermandosi contro un albero. A bordo c'erano 2 adulti e un bambino di 11 anni, tutti milanesi. Il ragazzino illeso è riuscito a risalire da solo sulla carreggiata, ferite più serie invece per uno dei passeggeri che ha riportato un trauma alla spalla ed è stato preso in carico dall'equipe medica dell'elicottero dell'aiuto alpin Dolomites di Bolzano. L'uomo alla guida ha riportato contusioni non gravi ed è stato affidato ai sanitari dell'ambulanza. Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino della Val di Zoldo, personale del 118 e carabinieri. I pompieri hanno estratto gli occupanti dal mezzo, messo in sicurezza l'auto elettrica che successivamente è stata recuperata con l'autogru. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Due gravi incidenti stradali nel giro di poche ore nel pomeriggio di ieri nell'Alta Padovana, a Cadoneghe e a Campodarsego. È stato ricoverato in gravi condizioni il motociclista che ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, è rimasto coinvolto nello scontro con un'auto lungo la strada regionale 307 del Santo a Cadoneghe. L'uomo è finito sull'asfalto mentre viaggiava verso Padova dopo che un'auto che usciva da un incrocio lo ha travolto. Indagini sono in corso da parte della polizia stradale. Poco prima, nel territorio di Campodarsego, un grave incidente aveva paralizzato il traffico lungo la strada provinciale 70 e anche la linea ferroviaria a causa di un trattore carico di uva sbandato e finito su un'auto di passaggio mentre attraversava il passaggio a livello di via De Toni. La strada è stata bloccata per ore. Sul posto gli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo Sampierese. Prima di andare in pubblicità con Italo Morao e Tommaso Migotti, i nostri registi, una notizia pubblicata proprio in questi minuti dall'Arena di Verona, il quotidiano veronese: lutto nel mondo della lirica, è morto a 87 anni l'ex sovrintendente Francesco Ernani. Pubblicità, torniamo subito. Ancora la polemica sugli autovelox. Nell'Alta Padovana, nel territorio del Campo Sampierese, la decisione di riaccendere 16 radar dal 1° di settembre è diventata un caso politico dopo il no alla riaccensione da parte della sindaca di Villa del Conte. Mi è stato detto che anche hanno superato sulla 308 i 210 km all'ora. Questa è solo una delle tante velocità rilevate lungo una delle arterie principali del Campo Sampierese, un dato che ha spinto i sindaci della federazione, dopo il chiarimento arrivato da 2 ordinanze ministeriali e prefettizie, a votare per la riaccensione dei 16 velox sul territorio dal 1° settembre. Una scelta di responsabilità l'ha definita il presidente Walter Gallo, sindaco di Campodarsego. Si corre troppo per le strade. Quindi tante volte purtroppo questo è uno strumento, come ha detto lei, impopolare, ma è l'unico strumento che abbiamo. La riaccensione dei 16 velox però è diventata un caso politico nel territorio che sta creando frizioni tra i sindaci. La giunta della federazione infatti ha votato la riaccensione dei dispositivi spenti qualche mese fa, 4 lungo la strada regionale 308, 2 lungo la strada brentana e 1 in ognuno dei 10 comuni della federazione. Nel coro del voto quasi unanime dei primi cittadini alla riaccensione dei velox si staglia però il no della sindaca di Villa del Conte, Antonella Argenti. Villa del Conte è l'unico comune di federazione ad avere attualmente ubicati ben 2 autovelox fissi. Gli altri autovelox fissi di federazione si trovano tutti lungo la tangenziale 308, una strada completamente al di fuori dei territori comunali e che naturalmente non ha alcuna incidenza, nella gestione della viabilità territoriale come invece avviene a Villa del Conte. In questi 4 anni, anzi ormai 5, non ci è mai stato chiesto di condividere atti che riguardassero spostamenti piuttosto che
ripristini piuttosto che avvii. Nonostante il no della prima cittadina, l'indicazione arrivata dalla Federazione alla Polizia Locale è chiara ed è quella di far ripartire tutti i velox. Nel territorio di Villa del Conte ce ne sono 2, anche se quello lungo la Brentana, quello che venne abbattuto da Fleximen nel gennaio del 2024, verrà presto spostato nel comune di San Giorgio delle Pertiche. Tutto mi sarei aspettato, tranne naturalmente questa presa di posizione che dal mio punto di vista non va bene, perché se sei una squadra naturalmente devi anche accettare le proposte che vengono fatte a maggioranza, quindi c'è stato il tempo, il modo per poterlo fare. Tra l'altro vorrei aggiungere di più, non ci sono in questo momento 2 autovelox a Villa del Conte, ma una delibera del novembre del 2024 aveva già dato indicazione di prevedere lo spostamento di uno dei 2 nel comune di San Giorgio delle Pertiche. E ieri sera a Mestre, in una location del tutto particolare in cima ad un grattacielo, Luca Zaia ha presentato il suo libro sull'autonomia, intervistato da Francesca Fagnani, che è la giornalista di Belve, ed è stata anche l'occasione per fare un discorso sulle prossime regionali, su quanto si è detto su una sua lista con la Lega, e sembra comunque che il governatore non abbia ancora rinunciato all'idea di una lista Zaia. Sentiamo Filippo Fois. Venezia ha fragilità, ha sensibilità e ha, bisogno di misure straordinarie per la sua gestione. E quindi io spero vivamente che la politica, non solo quella veneta ma nazionale, si renda conto che questo non è un parco giochi. Guardate, a me fa male, come a tutti i veneti, pensare che quando tu vai a Roma l'ultimo problema che hanno è pensare a Venezia, tanto è pieno di turisti, ma non funziona così. Venezia è unica nel suo genere, è l'unico museo open air che esiste, che ha 1100 anni di storia, e fra l'altro vissuto, cioè non è che è una roba tipo i villaggi di Cinecittà che dice sì, sono belli ma non c'è nessuno. Qui ci sono 50.000 abitanti nella città storica, poi c'è Mestre che è un'altra partita importante, e quindi penso che la vera sfida di Venezia in questa fase, in queste ore, sia quella di pretendere che nella nuova modifica della Costituzione ci sia il riconoscimento di Venezia come città-stato. La lista Zaia non è che è stata accolta con la fanfara proprio dai suoi alleati, gli ha preso un po' un colpo a tutti. No, però guarda, in tutta onestà, la lista Zaia non è mai stato un soggetto politico. Alle ultime elezioni ha portato, penso, 45-46% di voti. Quindi la lista Zaia porta elettorato, sicuramente lima anche elettorato dai partiti del centrodestra, ma ne lima anche a sinistra. Il PD ha dimezzato i voti con la lista Zaia l'ultima volta. Quindi è ovvio che nessuno sia felice di vedere la lista Zaia da destra a sinistra. A Roma il suo partito si è speso abbastanza per il superamento del terzo mandato o si poteva fare di più? Ma guarda, io direi questo, che sul terzo mandato è iniziato un dibattito in tempi non sospetti e utili per fare tutto quello che serviva. Ho l'impressione che un po' tutti hanno perso tempo, visto e considerato che poi siamo arrivati ai supplementari nei quali tutti hanno iniziato a dire ma forse ci vorrebbe il terzo mandato. La mia coalizione ha presentato anche degli emendamenti, in generale il centrodestra è stato tiepido. No, a mio avviso ha troppo rimandato i compiti per casa. Tra le varie ipotesi, una delle più recenti è quella che la porta all'ENI. Ogni volta che si va a votare io ho la candidatura offerta. Però sai, adesso fai venire un'idea, pensa se uno potesse fare ENI e anche sindaco, cioè quindi chiude tutta la partita di Marghera, la gestisce senza problemi. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione, questo lo dobbiamo dire. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione, tant'è vero che la Corte Costituzionale si è espressa 3 volte su questo tema. Ma perché non si va avanti? Perché io penso che ci sia ancora molto da lavorare sotto il profilo culturale. Dopodiché siamo pronti per queste prime 3 materie, per fare una prima intesa. Però è pur vero che insomma a Roma quando vai lì a parlare di autonomia gli viene l'orticaria, cioè non è che fanno i salti di gioia, non capendo che l'autonomia serve di più al sud che al nord. E io penso che sia verosimile che prima della chiusura di questo mandato in regione comunque si possa arrivare
qualcuno dice magari anche prima di fine estate, si possa arrivare a formulare questa prima intesa sulle 3 materie. È innegabile che la Lega abbia portato avanti questa battaglia negli anni e oggettivamente porta in dote tutto questo. Dopodiché, se chiedi a me, io dico che si dovrebbe correre molto di più e portare a casa molto di più. Capisco che le dinamiche romane sono dinamiche che portano alla sintesi dei bisogni del paese. Però la Lega al governo, no? Uno pensa che aiuta, invece? Beh, la Lega al governo ha portato a casa una legge sull'autonomia, che è la legge Calderoli, ha portato a casa l'apertura delle trattative, la difesa di tutti i ricorsi che sono stati fatti, dopodiché nel condominio, nell'assemblea condominiale, ognuno si rappresenta con i propri millesimi, quindi mi sa di capire che c'è qualcuno che sa il lattico, qualcun altro sa il monolocale. Così ieri sera il presidente Zaia, intervistato da Francesca Fagnani alla presentazione del libro Autonomia pubblicato da Marsiglio, e il giorno prima c'era stata una giunta regionale piuttosto gelida perché i rapporti sono piuttosto tesi, c'è l'affare Bottacin e poi c'è la preoccupazione di molti uscenti di non poter rientrare in Consiglio. Chi si aspettava scambi al vetriolo, rese di conti, addirittura dimissioni, è rimasto deluso. La giunta regionale convocata in mattinata e durata 10 minuti di orologio è stata quasi un'operazione chirurgica in camera sterile, zero emozioni, con la solita carrellata di delibere. Il gelo dopo la tempesta, quindi, con l'affaire Bottacin, quello delle pubblicità a pagamento su alcune riviste nazionali, divenuto un punto di non ritorno, fatto di accuse reciproche e chat traboccanti di risentimento. Il tutti contro tutti o quasi. Del resto il terzo mandato non è tramontato solo per Zaia ma anche per gli assessori, eppure in quest'ultimo caso sarebbe bastata una legge regionale più volte promessa dal governatore uscente. Quello che è certo è che mai a Palazzo Balbi i panni sporchi si erano lavati in pubblico. La stessa giunta era stata convocata come sempre il martedì per poi essere sconvocata nel fine settimana e poi di nuovo riconvocata. Motivazione ufficiale: il fatto che Zaia si fosse slogato una caviglia in Sardegna. Alla fine l'esecutivo si è riunito, ma buona parte dei presenti, Zaia compreso, era connesso da remoto. Il modo migliore, sussurra qualcuno, per non incrociare lo sguardo e innescare la scintilla del c'eravamo tanto amati. Le ipotesi ora sono due: arrivare allo scontro diretto e far volare gli stracci o ingoiare il rospo per ragion di Stato. Il centrodestra è dato comunque in netto vantaggio, meglio massimizzare i consensi focalizzandosi sul vero avversario, che per una giunta a trazione leghista resta Fratelli d'Italia, senza contare che nella Lega sarà Zaia il capolista. Anche questo ormai è assodato. La sua, disponibilità a sostenere il partito e l'obiettivo di far crescere o mantenere comunque un governo della Lega forte in Veneto è pacifico. Zaia è della partita, noi siamo forti, siamo pronti a affrontare questa campagna elettorale, diteci chi è il candidato presidente e poi cominciamo. Così il consigliere regionale Roberto Bett l'altra sera a Focus. Intanto in casa del centro-sinistra sembra imminente l'incontro tra Giovanni Manildo, il candidato presidente, e il leader di Azione Carlo Calenda. L'alleanza è quasi fatta, manca l'ufficialità, ma non si ripetano gli errori della Toscana, avverte il presidente regionale di Azione Nicolò Rocco. Noi per esempio ci terremmo molto che tutto questo avvenisse anche alla presenza del candidato Manildo, se dovesse essere, ma insomma sono fiducioso, e soprattutto del nostro segretario nazionale Carlo Calenda. Un vis-à-vis finale per suggellare l'alleanza. Sembra solo una questione di giorni la stretta di mano tra il leader di Azione e il candidato governatore del centro-sinistra in Veneto. Quello di Nicolò Rocco, che dei calendiani è il presidente regionale, più che un auspicio è un vero e proprio annuncio. È importante guardarsi negli occhi ed è importante anche capire se si ha la voglia di fare le stesse cose. Insomma, manca solo l'ufficialità, anche se nulla è scontato, per quanto Rocco definisca Manildo un profilo moderato. Forma e sostanza, avverte il presidente regionale di Azione, vanno di pari passo. Per esempio in Toscana il fatto che il candidato Giani abbia detto che lui è a favore di un reddito di cittadinanza e che è contro il rigassificatore di Piombino ha posto Calenda nelle condizioni di dire: prima di buttarci in questa alleanza vediamo se ancora ci sono gli
elementi programmatici, cioè per noi è molto importante, al di là della stima per il candidato, dire se noi un domani andiamo a governare, le cose che fanno bene alla regione, che fanno bene ai cittadini, che fanno bene alle imprese, siamo in grado di farle o non siamo in grado di farle? Intanto da Manildo arriva una proposta proprio in campo economico, quella di riequilibrare i rapporti tra grande distribuzione e negozi di vicinato, destinando una parte degli oneri di urbanizzazione legati a nuovi grandi insediamenti commerciali al sostegno degli esercizi di quartiere. La questione per Manildo riguarda le competenze urbanistiche della regione, sullo sfondo il crollo verticale di attività nei centri urbani, 2.500 in meno in 12 anni. Servizio di Cristian Arboit, adesso andiamo a Belluno in diretta da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi, perché il Partito Democratico in vista delle regionali cala il poker dei candidati. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. È proprio così, è terminata proprio in questi istanti la conferenza stampa durante la quale sono stati presentati 5 candidati della lista del PD della provincia di Belluno alle prossime elezioni regionali ed è stato un lavoro molto importante, diciamo anche che è la prima lista ad essere presentata in provincia di Belluno in assenza evidentemente di altre notizie dall'altro lato del cielo, come ama definirlo il segretario provinciale del PD Alessandro Del Bianco, che è il candidato in questa lista. Lui ieri sera, dopo la direzione provinciale, si è autosospeso e al suo posto ad interim regge la segreteria Marta Piccinotti. Intanto però, segretario, io le voglio chiedere i nomi e anche in che modo è stata composta questa lista. È una lista che è stata composta cercando di dare ampia rappresentanza a tutto il territorio provinciale. È una lista composta da 5 persone che saranno proposte anche in ordine alfabetico, quindi ci sarà Susi Candiago dell'ambito di Setteville, ci sarà Luca Balbinot, vice sindaco di Soverzene e quindi l'area Ponte alle Alpi, Alpago, ci sarò io come Alessandro Del Bianco e quindi già vice sindaco di Feltre, esprimo anche un po' la rappresentanza del Feltrino, ci sarà Yuki De Miglia che rappresenterà le terre alte, ci sarà Irma Visali che rappresenterà l'ambito più bellunese. È stata un'operazione ovviamente importante che ci ha impegnato in quest'ultimo mese, ma siamo contenti di essere arrivati per primi e essere arrivati con una proposta concreta, forte e unitaria. Ecco, rete, passione, comunità sono come dire i 3 punti cardine, no? In cui voi avete focalizzato la vostra attenzione anche per la campagna elettorale che vi aspetta. Assolutamente sì, noi con questo progetto di lista vogliamo proseguire il lavoro che abbiamo fatto molto e credo anche molto fortemente in questi 2 anni. In questi 2 anni abbiamo combattuto su alcune questioni di primaria importanza per noi, anche la stessa presenza di Giovanni Manildo, il nostro candidato presidente, qui sulla Valle del Vanoi venerdì scorso lo sta a testimoniare, anche un tema che ovviamente è stato molto caratterizzante per noi. Ovviamente noi non abbiamo le possibilità che avranno altri gruppi politici, né economiche, né diciamo finanziarie, né di disponibilità di investimento nella campagna elettorale, però ci mettiamo tutta la passione, tutta la comunità che abbiamo. Noi vogliamo contrapporre un modello nostro, un modello che dice che nella regione che è al 17° posto per offerta di posti nido pubblici o al 19° per investimento in trasporto pubblico locale, noi diciamo che invece questi sono 2 settori su cui vogliamo investire, ma soprattutto noi riteniamo che una regione in cui la sanità va sempre più verso il privato debba invertire la rotta e investire molto sulla sanità pubblica, e purtroppo da Belluno questa cosa la vediamo anche prima che in altri territori. E poi c'è la questione della montagna sempre eterna, cioè questa montagna che non può essere, voi dite e sostenete che non può continuare ad essere la periferia dell'area metropolitana, ma deve essere valorizzata. Noi pensiamo che il rapporto tra la pianura e la montagna deve essere un rapporto paritario, un rapporto serio. Anche nella lista, nella costruzione della lista abbiamo inserito persone che abbiano anche specifiche competenze su questo argomento, sull'overtourism, sullo spopolamento. Noi vogliamo fare e proporre un grande piano. Guardate, la montagna vive un paradosso che è particolarissimo: si spopola da un lato ma non riesce a dare offerta di case per esempio a chi arriva da fuori. Noi crediamo che per esempio un grande investimento sul patrimonio edilizio pubblico e residenziale sia fondamentale per invertire per esempio questa rotta, ma di più riteniamo che la montagna debba andare con la schiena dritta a rivendicare le istanze.
e lo facciamo qui, lo faremo evidentemente se saremo eletti a Venezia e lo vogliamo fare in ogni ambito in cui questa cosa è possibile, in cui si può davvero cercare di rivendicare, di rappresentare, come dicevo prima, appunto l'altra metà del cielo. Ecco direttore, questo è il punto dalla sede del PD della provincia di Belluno, l'abbiamo detto, la prima lista, in attesa delle altre si annuncia naturalmente una campagna elettorale scoppiettante. A te. Grazie Tiziana Morognani e Stefano Bozzi, il nostro operatore. Andiamo in pubblicità, state con noi. Inaugurazione stasera alle 19 della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, subito in qualche modo condizionata dalle polemiche relative allo scenario internazionale, soprattutto alla guerra di Israele contro Hamas. C'è un movimento pro-Palestina che intende marciare sul Palazzo del Cinema sabato prossimo per raggiungere il tappeto rosso. Vediamo come si stanno organizzando i manifestanti a Padova. Vogliamo lanciare l'importantissima data del 30 agosto a Venezia, durante infatti la Mostra del Cinema, che è comunque una passerella, comunque uno scenario su cui i media internazionali sono tutti rivolti. Vogliamo portare una voce molto forte, una voce di cui ci facciamo carico naturalmente da qui, che è la voce appunto del popolo palestinese, che sta soffrendo sotto un attacco genocida, lo diciamo senza problemi e senza ritrosie di sorta, un attacco genocida che ormai va avanti da troppo tempo. Ci saranno anche gli attivisti del centro sociale Pedro di Padova al Lido di Venezia, insieme a molte realtà antagoniste del territorio, alla manifestazione a sostegno del popolo palestinese sabato prossimo, proprio nei giorni della Mostra del Cinema. In questi giorni molte le polemiche dopo l'appello firmato da artisti e personalità della cultura per chiedere una ferma condanna anche della Biennale di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Tra gli aderenti alla manifestazione anche gli esponenti di Coalizione Civica, l'ala sinistra che sostiene la giunta Giordani. Ogni luogo è importante per far sentire la voce che credo sia la voce di tutte e di tutti, perché non se ne può più. Sapete poi che a luglio come Coalizione Civica per Padova abbiamo presentato e votato a maggioranza una mozione molto importante per la nostra città che ha chiesto, ed è quello che si sta facendo, di rompere i rapporti tra la città e Israele e alle politiche di occupazione e di genocidio. La consigliera Elena Ostenelli invita la Regione Veneto a stoppare i rapporti con Israele, soprattutto l'acquisto di medicinali. Abbiamo presentato una risoluzione discussa ormai tempo fa, che non è stata votata ovviamente favorevolmente. Ne ho depositata un'altra perché credo che ogni giorno il contesto cambia, diventa sempre più grave, e quello che chiedo alla nostra istituzione regionale è finalmente di prendere una posizione interrompendo tutti i rapporti che abbiamo con il governo di Israele, in particolare penso ai farmaci che vengono prodotti da Israele, che vengono dati all'interno delle nostre ASL. Dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano la scorsa settimana, gli attivisti del Pedro non hanno paura che la cosa possa ripetersi a Padova. Saremo ben contenti di discutere con chiunque nelle sedi qui di Padova, peccato che non sappiamo dove andare a discutere, perché chi ci critica e chi invoca lo sgombero non ha nessuna radice nella città, non ha nessuna sede che apre con attività sociali o con attività appunto di qualunque tipo, quindi il Pedro è in via Ticino 5, se vogliono venire a trovarci sanno dove siamo. E intanto pioggia di stars, di stelle hollywoodiane alla Lido, sono già arrivati George Clooney e Julia Roberts, è già il capo, il cardigan, è già il capo più iconico di questo Festival di Venezia, dice un giornale. Eccolo qui, eccola qui, l'attrice americana, e sul cardigan c'è il volto del regista Luca Guadagnino. E si è definita non madrina ma conduttrice della manifestazione Emanuela Fanelli, che parteciperà alla manifestazione per la Palestina, ma che non ne parlerà quando sarà il momento di prendere la parola per l'inaugurazione. Sentiamo l'intervista di Lorenzo Maier.
è un momento orrendo e il popolo palestinese sta vivendo una situazione, quello che viene insomma definito come un crimine contro l'umanità, e quindi ci sarà una manifestazione ad esempio durante la mostra del cinema, giustamente perché tutti i fari stanno qua, l'attenzione sta qui, io con molto piacere parteciperò. Eccola la conduttrice della 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, come previsto arriva sulla Darsena dell'Excelsior accompagnata dal direttore del festival Alberto Barbera. È il primo anno in cui il festival non avrà una madrina ma una conduttrice, quindi sei la donna della svolta, come ti appresterai a questo ruolo? Beh, aspettiamo domani per dire se sono la donna della svolta, però sono ovviamente emozionata, molto agitata anche, e credo che questo cambio di termine sia stato solo per aggiornare a un termine più fedele rispetto al lavoro che si chiedeva anche alle mie colleghe che hanno ricoperto il ruolo di madrina o i colleghi che hanno ricoperto quello dei padrini. E allora cosa cercherai, qual è il tuo messaggio per la serata di domani? Cercherò di restare abbastanza aderente a me stessa e usare dei toni miei soliti, insomma un po' uno sguardo ironico su alcune cose, adesso mi fa pure impressione dirmelo da sola, e per quanto riguarda il cinema parlerò di quello che il cinema può smuovere nelle persone. È un festival che arriva in un tempo non facile, le guerre, la Palestina. Il mio pensiero è che stare qua ovviamente durante la mostra, no, in cui si celebra la bellezza, l'incontro, anche la parte glamour, no, più leggera, è un po' un cortocircuito in questo momento. Credo che l'arte debba sempre anche dialogare col presente e quindi si troverà il modo di far coesistere entrambe le situazioni, non si possono ignorare. Il sogno per il futuro in realtà sto cercando di godermi questo momento, pensare alle cose che sono andate bene, poi vedremo, e saluto molto affettuosamente i telespettatori di Media Nord-Est. Grazie molte alla conduttrice della mostra del cinema, e non è una star hollywoodiana ma è diventata famosissima Emma Matzenga, la velocista padovana di 92 anni che un anno fa ha ottenuto il record mondiale nei 200 metri. Oggi un team di scienziati italiani e americani la sta studiando. Pronti? Via! Dai Emma. Oggi ho fatto 14 mi pare e mezzo, il record del mondo è 15 e mezzo. Quindi adesso vediamo, perché poi 60 non sono sicuro la mia gara, insomma. Per Emma Matzenga correre è naturale, lo diceva ai nostri microfoni il 16 gennaio del 2024, pochi giorni dopo aver battuto il record mondiale nella categoria Master Donne over 90, correndo i 200 metri in poco più di 54 secondi. Oggi a 92 anni la padovana Emma Matzenga continua a correre e ad allenarsi con un'energia e con dei tempi che sono diventati oggetti di studio di un team di ricercatori universitari americani e italiani. Lo scorso aprile Emma è stata all'Università di Pavia per alcuni test condotti dal team di Simone Porcelli, docente di fisiologia al Dipartimento di Medicina Molecolare, che ha iniziato la ricerca insieme a Marta Colosio della Marquette University di Milwaukee. Visti al microscopio, i muscoli di Emma Matzenga hanno rivelato dettagli sorprendenti. Le sue fibre muscolari assomigliano a quelle di una persona sana di 70 anni, ma il suo flusso sanguigno, ovvero l'ossigenazione dei muscoli, è pari a quello di una ventenne. Insomma, la genetica combinata ad un giusto stile di vita rendono Emma una giovane 92enne con tanta energia e ancora tanti traguardi da raggiungere correndo. Servizio di Valentina Visentin, gli ospiti della puntata di Focus di questa sera: Nicola Talmi, Leopoldo Bottero, Gian Antonio Darè, Matteo Romanello, Antonella Tocchetto, Stefano Valdegamberi e Cristian Zara. Grazie a tutti per averci seguito fin qui, grazie ai nostri registi Italo Morao e Tommaso Migotta. Ci vediamo stasera alle 21:15, buona giornata.